Dobbiamo quindi difendere il nostro patrimonio dall'arrivo di questo virus, di questa epidemia. Come? Creando una barriera impermeabile tra il mondo del selvatico e il mondo del suino allevato. Dobbiamo anche ridurre la presenza proprio numerica del cinghiale nel nostro territorio, cercando di abbattere. Per anni la questione è stata principalmente ambientale con i danni all'agricoltura, ora il tema è sanitario con i primi casi di peste suina già registrati in Lazio, Piemonte, Liguria, ma soprattutto nell'est Europa, da qui la chiamata raccolta dell'ULSS 2 marca trevigiana nei confronti dei cacciatori già formati nel corso degli ultimi mesi. Oggi sta diventando un rischio di salute per per gli animali, per i suini, quindi un danno economico, ma anche collegato al danno economico un danno sociale, cioè la mancanza poi con gli abbattimenti che potrebbero accadere per l'arrivo della peste suina, anche come dire, una sottrazione di alimento per la popolazione e un innalzamento dei costi poi della carne al consumo. Il virus non si trasmette alle persone, ma le ricadute economiche di fronte a una nuova pandemia potrebbero essere gravissime. Solo i suini di allevamento nella Marca sono 150.000, quasi tutti nella fascia pedemontana, dove è più forte il rischio per il bestiame di entrare in contatto con i cinghiali selvatici. La popolazione deve essere fortemente ridotta attraverso un impegno di tutti, quindi i cacciatori, la parte pubblica, la regione si è impegnata, l'ULSS si sta impegnando appunto, nel percorso di facilitazione e oltre a questo l'ULSS si sta anche impegnando con gli allevatori per creare quelle barriere, diciamo, no? Quella barriera tra allevamento industriale e il selvatico, creando come dire, le recinzioni, le biosicurezze, facendo la formazione a tutto tondo, quindi tutti assieme dobbiamo impegnarci per difendere il nostro patrimonio tecnico e anche come dire, la società, diciamo, no? Il bene di consumo che è la carne.